Oggi il segretario regionale dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ad Agrigento per dare il nuovo slancio alla sezione locale. Sì, esatto, siamo qui con il presidente Giuseppe Scimè, ci lega un rapporto di stima reciproca. Oggi siamo incontrati per anche presentare e illustrare quello che è il nuovo progetto dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, Testimoni di Pace, un progetto importante che vedrà l'avvio a settembre nelle scuole, e quindi è stato un momento di incontro, di scambio di informazioni e soprattutto di sinergia tra la Presidenza nazionale, la Presidenza regionale e il Presidente della sezione di Agrigento. In questo particolare momento che valore assume la pace? È un momento fondamentale soprattutto nelle giovani generazioni, nelle nuove generazioni. Infatti quello che noi miriamo è cercare di andare a seminare con i ragazzi in tutte le scuole di ogni ordine e grado il messaggio di pace. Prima del 24 febbraio la parola vittime civili era una parola a pochi nota, oggi purtroppo è molto inflazionata a causa del conflitto bellico, soprattutto perché centinaia, migliaia di civili vengono coinvolti, la nostra Sicilia, Agrigento, Catania, tutta la Sicilia, tutta l'Italia, terra di accoglienza, sta accogliendo molti rifugiati. Il messaggio che vogliamo lanciare è di stop alle bombe sui civili e soprattutto dell'apertura immediata di corridoi umanitari per fare in modo di far uscire i civili dalle zone di conflitto. Presidente Scimè, pronto a ripartire con un nuovo slancio? Allora, noi già come sezione di Agrigento abbiamo dato prova e abbiamo iniziato da tempo tutta una serie di attività, fra cui quella a favore dell'Ucraina, raccolta fondi, in cui praticamente in occasione di una partita di pallavolo di Serie A, cioè la pallavolo Aragona con il Vicenza, le ragazze hanno indossato la maglia dell'Associazione Vittime Civili proprio per dare questo messaggio di pace e solidarietà che è importante in questo momento. Continueremo la nostra azione nelle scuole e non a caso un ragazzo di Agrigento è stato premiato proprio quest'anno nel concorso nazionale bandito dall'Associazione Nazionale di concerto con il MIUR. In questo chiaramente proseguiremo nella nostra azione, oltre a tutte quelle iniziative, fra cui quella, credo, in occasione dell'8 luglio, del ricordo, diciamo, dei bombardamenti, dove ci ritroveremo e rievocheremo quei tristi momenti.